Con il presidente del CONI regionale Sardegna Gianfranco Fara, alla chiusura di una 3 giorni ha visto Cagliari e la Sardegna protagonista anche per quanto riguarda la Fitarco. Beh, Fitarco in Sardegna è un'eccellenza, non fosse altro perché abbiamo un vicepresidente nazionale ed ex presidente del CIP, Paolo Podig, che ha creato una struttura favolosa. Questo trofeo delle regioni è la ciliegina nella torta che ha consentito un po' tutta Italia di conoscere quella che è la realtà che c'è in Sardegna e soprattutto dare la possibilità, oltre che alla parte sportiva, di seguire anche la parte turistica. Quindi abbiamo conosciuto Cagliari o hanno conosciuto Cagliari, le sue bellezze e la sua realtà. Qual è il programma del tiro con l'arco regionale? È quello di farlo crescere, di portare avanti tutta una serie di iniziative che consentano ai ragazzi di poterlo frequentare con entusiasmo e con passione. So che stanno portando avanti tutta una serie di iniziative all'interno delle scuole e poi non trascurano un aspetto che è determinante, che è quello dei disabili. Cristina Sanna è qua presente, la presidentessa del CIP, quindi io penso che sia una delle federazioni che ha dato i maggiori risultati rispetto al passato. Io mi auguro che possano continuare a crescere e di dare quei risultati che ognuno di noi spera di poter ottenere. E la vocazione della Sardegna sportiva, ha trovato chiaramente la sua eccellenza in questi 3 giorni, perché tutte le delegazioni sono rimaste veramente colpite, intanto dalla location, oltre il campo del CONI, soprattutto il parco di Monte Urpino, e vivere la natura all'interno di una città davvero importante. Ma il merito è di chi ha predisposto questo programma e questo progetto, e poi non dimentichiamoci che la Regione Sardegna è intervenuta, diciamo così, abbondantemente per far sì che questa bella manifestazione si potesse realizzare. Io mi auguro che nel tempo se ne possano fare altre, visto e considerato che hanno dato grande lustro alla nostra città, alla nostra isola, e poi soprattutto anche con i risultati dove la Sardegna si è difesa, diciamo, onorevolmente. Grazie Presidente. Grazie a voi, in bocca al lupo e tanti auguri.